Grande festa in uno dei luoghi simbolo dell'identità friulana. A Tarcento, celebrata la Fieste de Patrie dal Friul. Dunque a Tarcento oggi si è celebrata la Fieste de Patrie dal Friul, una giornata dedicata alla cultura e alla identità del popolo friulano, con l'impegno a fare della Marilengue una delle lingue ufficiali di Go 2025. Antonio Di Bartolomeo. Con una bolla, l'imperatore Enrico IV istituiva la Patria del Friuli 947 anni fa, il 3 aprile 1077, un evento cruciale per queste terre che la festa della patria ricorda a ogni inizio di aprile. Il documento è stato letto sul palco di Sala Margherita a Tarcento, il luogo che ha ospitato stavolta la manifestazione, una città che ha dato i natali a molte personalità che hanno contribuito alla valorizzazione della friulanità, spiega il sindaco Mauro Steccati. È molto difficile fare dei nomi. Mi viene in mente uno perché è mancato da poco, che è Monsignor Duilio Corniali, che ci tengo a ricordare, è mancato il mese di gennaio, che ha speso tutta la sua vita effettivamente sia nei suoi doveri pastorali di sacerdote, ma anche e soprattutto per le lotte, per dare autonomia al Friuli, per dare quella visibilità che il Friuli merita. La cerimonia organizzata dall'Arlef, l'Agenzia per la Lingua Friulana, ha anche un lato religioso con al centro la messa, celebrata in Marilenghe dal vicario generale della diocesi di Udine Guido Genero. Una celebrazione che funziona, che dà risposta non solo nel cervello ma nel cuore, perché corrisponde a un modo di esprimere, di comunicare, di essere che è del popolo friulano da secoli. Genero assicura che ci sarà un nuovo tentativo nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana affinché sia dato il via libera definitivo al messalle in friulano, lingua che la Giunta regionale spinge per inserire tra quelle ufficiali di Go 2025 Capitale Europea della Cultura, ha annunciato l'assessore alle finanze Barbara Zilli. Dopo Tarcento la festa al prossimo anno si sposta a Sacile. Intanto l'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana ha chiesto con uno striscione più Friuli in Rai. Si è concluso nelle prime ore di questa mattina.